Quasi tutto pronto al via della settima corsa, mancano una quarantina di secondi, prova in cui è diventata favorita Fiammetta Ferma, giocata sin dalla mattina, quota in ulteriore ribasso dopo la sgambatura non positiva da parte di Fandango Gar, che era il favorito. Si abbassa sensibilmente anche la quota di Flora CR, si alza invece leggermente quella di Fiamma BFC. Forever, Freccia degli Dei e Fiordiligi sono gli outsider della corsa. Prova che rimane comunque aperta a varie soluzioni. Flora CR sferrata può essere una di queste. Fandango Gara, se Alessandro Gocciadoro fosse riuscito a rimetterlo a posto dopo la sgambatura. E ovviamente Fiammetta Ferm, che sta correndo molto bene, è la favorita della corsa. Macchine in movimento per questa prova per 4 anni, vincitori da 10 a 30.000 euro in carriera. All'1 Fiamma BFC Maurizio Cheli, 2 Flora CR Carmine Piscuoglio, 3 Fiordiligi VP dell'Annunziata, 4 Fandango Gar Alessandro Gocciadoro, 5 Fiammetta Ferma Antonio Greppi, 6 Freccia degli Dei Antonio Di Nardo, in seconda fila 7 Forever Lorenzo Baldi. Macchina che raccoglie i concorrenti lungo la curva di sinistra, prende velocità, si prepara al lancio. Lo stacco con la velocità da parte di Fiordiligi, che prova ad assumere l'iniziativa. Al suo interno Fiamma BFC mantiene la posizione in corda nei confronti di Flora CR. In mezzo alla pista c'è Fandango Gar, si imbocca la prima piegata con al comando Fiordiligi. Nei confronti di Fiamma BFC, Flora CR prova a puntare in avanti, 200 metri iniziali passati in 14,6, con Flora CR che insiste, chiede e ottiene strada da Fiordiligi, mentre al largo c'è Fandango Gar, seguito da Forever, poi Fiammetta Ferma, la retroguardia Freccia degli Dei. 29,6 il primo quarto di gara, nel quale Flora CR ha preso la testa, vede profilarsi al suo esterno la sagoma di Fandango Gar. In corda rimane Fiordiligi, poi Forever, quindi Fiammetta Ferma che va a fare la terza pariglia. Terza in corda c'è Fiamma BFC, alla retroguardia Freccia degli Dei. Si viene il passaggio avanti alle tribune con Flora CR in vantaggio, Fandango Gar che la accompagna. In corda rimane sempre Fiordiligi con accanto Forever, poi Fiammetta Ferma, alla retroguardia rimane Freccia degli Dei. 59,6 per i primi 800 metri di corsa. All'avanguardia Flora CR, Fandango Gar prova a metterla sotto pressione al chilometro passato in 1:15,1. La leader è pesantemente richiesta, muove Forever in mezzo alla pista anticipando le mosse di Fiammetta Ferma. Fandango Gar allora deve aprire i rubinetti e passa nei confronti di Flora CR che ferma a palo lontano, la retta di là in 14,5, Fandango Gar in vantaggio, Forever che attacca, poi ancora Fiordiligi, Fiammetta Ferm, Fiamma BFC e Freccia degli Dei. All'ingresso addirittura d'arrivo in vantaggio Fandango Gar che prova a difendersi da Forever che insiste al suo esterno. Fandango in vantaggio, Forever che ci prova, poi Fiammetta Ferm, va di dentro Fiamma BFC, lotta apertissima con Fiammetta che scatta, Forever sul passo tra i cavalli Fandango, sul traguardo è stretta tra Fandango Gar e Forever, di dentro Fiamma BFC. Foto stretta tra Forever e Fandango Gar, i due che finiscono in linea. 29,6 ad arrivare. Fandango Gar che si difende da Forever che attacca all'esterno. Fandango Gar che si difende, Alessandro Gocciadoro tira i tappi, quelli non vengono via, rimane coi tappi su Fandango, insiste Forever al suo esterno che lo va a coprire interamente sul palo, probabilmente lo stampa. Vittoria di Forever, Lorenzo Baldi allena e guida per i colori di Pasquale Brisciano, al secondo Fandango Gar, al terzo Fiamma BFC.